Sono passati quasi 2 anni da quando la tempesta Vaia ha preso la piana di Marcesina e con la mano di un gigante l'ha trasformata in quello che si vede ora. Ci vorrà ancora del tempo, ci vorrà ancora un anno per portare via tutto il legname e una volta finito Marcesina non sarà più quella di una volta. Dove sorgevano boschi ombrosi e profumati di resina, ora ci sono solo ceppaie. Dove camosci e cervi trovavano riparo, ora borbottano i motori delle ruspe e dei camion che portano via il legname schiantato. Marcesina è un cantiere e tale resterà per lungo tempo. È chiaro che il Vaia non è stato uno scherzo. Diciamo che il legname allestito è circa il 50% del totale. Dobbiamo pensare che per le nostre strade non passano solo i 300.000 metri cubi danneggiati e abbattuti da Enego, ma anche gli altri 300.000 e più abbattuti nel territorio di Grigno. Sulle strade che scendono dalla Marcesina passano 100 camion al giorno, carichi di quel che Vaia ha lasciato alle proprie spalle dopo aver macinato boschi e radure. Un'ipotesi può essere, sono già passati circa 18-20.000 camion, e quindi pensate voi che lavoro è stato fatto, ma altri 30.000 come minimo dovranno passare. Quando questo lavoro sarà finito, Marcesina avrà un nuovo volto, ma conserverà tutta la magia che ha spinto fin dall'antichità gli uomini al suo cospetto. Anche ora, nonostante le cataste di legna, le ceppaie e i camion che vanno e vengono, si percepisce nell'aria una nota di rinascita, un frastuono di vita. E questo è quel che resta di milioni di alberi di Marcesina, cataste di legna sotto un cielo blu.